Signore e signori, gentili lettori di mentisommerse.it, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Siamo in compagnia di Dario Sansone, leader dei Foia. Buon pomeriggio, Dario. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Dario, partiamo proprio da Non è fornuta, un brano nato circa un anno fa con il quale stai sostenendo una raccolta di donazioni che saranno interamente devolute in beneficenza a sostegno della campagna durante l'emergenza Attiviamo la solidarietà. Vuoi presentare ai nostri lettori questo brano? Allora, non è ancora farnuta, ti devo correggere così. Non è ancora fornuta. Si chiama la canzone. Beh, come hai detto tu, è una canzone che è nata un anno fa e incredibilmente ci siamo accorti in questo momento di emergenza che era attuale e forse era anche il momento che emergesse questa canzone, perché poi le canzoni hanno i loro tempi, hanno i loro momenti per venire fuori. E l'abbiamo registrata a distanza in questo momento, diciamo, di quarantena. Era una canzone che è una canzone che dovrebbe finire nel nostro quarto album, che avremmo cominciato a registrare il 23 marzo, ma purtroppo, diciamo, c'è stato come sapete, una piccola emergenza. E, insomma, questa è un po' la genesi della canzone. Abbiamo poi pensato di sentirci meno inutili e di provare a fare qualcosa di concreto per la comunità e per tutte le persone che in questo momento sono più in difficoltà, che diciamo poco in vista o poco supportate dalle istituzioni. E quindi l'abbiamo associato alla campagna solidale che sta facendo l'ex OPG dall'inizio dell'emergenza, e abbiamo messo su questo sito da cui è possibile scaricare la canzone previa una piccola donazione. Si parte dai 2 euro e i soldi finiscono immediatamente ai ragazzi dell'OPG che si stanno occupando di fornire dei pacchi alimentari in giro per la città, e alle famiglie in difficoltà, agli anziani, ai senza tetto, ai migranti. Insomma, ci sentivamo in dovere di dare un senso anche a quello che facciamo musicalmente. Ieri sulle pagine della Repubblica ti sei fatto portavoce del mondo degli artisti che sono tra i più colpiti da questa emergenza causata dal coronavirus e da tutti i lavoratori in generale del mondo dello spettacolo. Secondo te quale può essere una soluzione? È ovvio che soluzioni immediate, semplici non ci sono perché altrimenti sarebbero state attuate, però secondo te quale può essere? Ma innanzitutto, cioè, più che portavoce, ho espresso il mio pensiero, che è rivolto soprattutto a tutti gli operatori a 360 gradi, non solo ai musicisti o a chi sta sul palco, ma anche chi ruota intorno ai musicisti e permette ai musicisti e a tutti gli altri artisti e permette di fare questo lavoro. In questo momento c'è una grande stasi rispetto a questa filiera che poi si occupa della cultura e quindi anche diciamo ehm, di qualcosa che deve essere al centro del nostro governo, e non mi sembra ci siano delle come dire, degli aiuti concreti a questa categoria, che sarà anche tra le ultime categorie a riattivarsi in ambito professionale e lavorativo. Per quanto riguarda le soluzioni, sicuramente un supporto economico, a prescindere, per questo momento di blocco e di lockdown, potrebbe essere la soluzione più immediata. Però anche parlarne, io forse in questo momento si inizia a sentire qualcosa di più, però non ho sentito i media accorti a questa situazione, perché pare che le categorie che si occupano di cultura o di spettacolo, che non è solo intrattenimento, ma secondo me è anche in qualche maniera curativo per le persone, ehm, pare che debba essere sempre un gioco in questo paese, mentre in realtà è un lavoro vero e proprio ed è un grandissimo supporto psicologico, morale, per l'anima delle persone.
Quando avete iniziato c'era una certa disillusione rispetto alla musica, rispetto alla lingua napoletana nel mondo della musica, dopo l'ultimo boom firmato Alma Megretta, 99 Posse, quella generazione lì. Con voi è un po' tornata in auge la scrittura in lingua napoletana. Dal punto di vista d'autore, qual è il tuo rapporto con la lingua napoletana? È la lingua di casa, è la lingua del cuore. Eh, e quindi per me è il modo più onesto che conosco per esprimermi, perché ce l'hai dentro, cioè, a volte ragioni proprio così. E quindi al momento è quello che mi viene naturale di fare quando piglio una chitarra e scrivo una canzone. Non, non conosco altri metodi, seppur in passato ho scritto in italiano, però dal momento in cui ho trovato il mio modo per essere sincero quando scrivo, non mi sono allontanato più. Un treno che va, dopo aver toccato tante stazioni in Italia, si è diretto poi anche in Europa e nel resto del mondo. C'è un momento particolare della vostra tournée che ci vuoi raccontare? Oh mamma mia. Una città che per Qui cui è sono particolare? tutti particolari. Non lo so, veramente. Quello che ci porteremo per sempre è l'accoglienza del nostro pubblico che ci aspettava in ogni luogo e il fatto di essersi sentiti a casa a chilometri di distanza. Questo è qualcosa di impagabile e indimenticabile, al di là di tutte le guai che facciamo quando siamo in tournée, ma quello succede pure, si chiama in provincia Caserta, quindi siamo, siamo un po' pazzarelli quando siamo in giro, ma penso come tutte le band, perché è un momento anche di grandissima evasione dalla vita normale. Certo. E quanto cambia all'estero rispetto all'Italia, da parte del pubblico, il modo di fruire, di approcciare proprio a un concerto dal vivo, anche da una band che viene da molto lontano? Come Ma questa. innanzitutto c'è una grandissima attenzione all'ascolto. È incredibile quello che abbiamo visto, soprattutto in Canada, dove il pubblico ascolta a prescindere se l'artista è conosciuto o non è conosciuto, se conoscono le canzoni, se non le conoscono. Se te li prendi e non ti mollano neanche più, perché poi dopo ci è capitato di rivedere più persone a più concerti. E quindi sicuramente cambia questo, cambia anche il fatto che i concerti al di fuori dell'Italia cominciano prima, quindi c'è la possibilità di suonare in tutti i giorni della settimana, che alle 10, massimo 11 sei fuori dal locale, se vuoi sei a casa, e, e quindi questo ti permette anche di lavorare la mattina dopo e anche per gli artisti di non distruggerti. Cioè noi a volte facciamo concerti in Cilento e torniamo alle 4 mattina, il giorno dopo alle 2 del pomeriggio ripartiamo per un'altra data in Campania, sembra di arrivare veramente in Canada. e, questo cambia molto, diciamo, anche per le performance, perché sei più performante. Abbiamo parlato del Canada, quindi apriamo il discorso incontri. Con Shaun Ferguson è dato vita a una nuova versione di tutte e due che è diventata Ensemble. Com'è nato il vostro incontro, sia da un punto di vista musicale, sia da un punto di vista linguistico, unendo il napoletano con il francese? Allora, con Shaun in realtà me lo sono sentito io su Spotify e, insomma è nata questo scambio di mail e questa stima reciproca. Poi lui è venuto a Napoli, è stato con noi, è stato benissimo. Ci siamo fatti anche a inizio settembre ha fatto una piccola tournée in apertura ai nostri concerti ed è stato molto naturale, siamo rimasti in ottimi rapporti.
E in generale noi abbiamo fatto una serie di collaborazioni anche con Pauline Cruz, che è una cantautrice francese, con La Pegatina, che è una band catalana, poi anche in Canada abbiamo suonato con artisti senegalesi come Ilam o Dabi Touré. Crediamo che ci siano tante lingue meravigliose che si possono mescolare e fare buona musica, così come le differenze per noi sono un grandissimo più, perché dalle unioni di geni differenti, geni non in senso di genialità, non ci attigiamo, ma di identità differenti, siamo convinti che possano venire fuori cose belle. Appunto prima hai citato La Pegatina, con il quale avete dato una nuova veste invece a Domenica. C'è qualcosa che unisce due città anche così fortemente indipendenti dal punto di vista culturale come Napoli e Barcellona, secondo te? Ma decisamente, già è una città innanzitutto portuale, di mare, e questo già cambia le visioni dei cittadini che abitano un luogo. Poi Napoli di per sé ha nel suo DNA qualcosa di catalano, di castigliano, di francese, anche nella nostra lingua ci sono termini derivati tipo omosala, omuculature, insomma abbiamo tante derivazioni da altri linguaggi, e quindi questo fatto di essere popoli mediterranei sicuramente ci fanno nascere delle grandi affinità. E poi c'è anche una grande, diciamo, un grandissimo legame con le proprie tradizioni, con la propria cultura. Facendo invece un passo indietro, arrivando a una delle prime stazioni di un treno che va, come nasce Non è cosa? Ah, vuoi sapere la verità? Sì. Era una canzone che avevo scritto per Monica Sarnelli. Fui contattato dalla sua produzione. E quindi in realtà è una canzone al femminile. Io l'ho immaginata con il sentimento di una donna, diciamo il mio lato femminile che si esprime poco, no? Si è espresso in quella canzone, che a volte è un buon gioco nei momenti di blocco, immaginarsi in altre vite per raccontare magari qualcosa che comunque rimane una parte di te stesso, ma in una maniera più intima. Passiamo al capitolo Gatta Cenerentola, con il quale avete ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti in giro per l'Italia e non solo. Il processo di scrittura, come hai raccontato più volte, è stato un processo molto lungo per riscrivere appunto il testo di Giovan Battista Basile. Qual è stata la fonte di ispirazione per renderlo in chiave così attuale come è stato per Gatta Cenerentola? Ma secondo me la formula è stata quella di rispettare una favola. C'è un segreto per cui le favole si raccontano da secoli, che sono basate, diciamo, su archetipi che funzionano ancora, che ancora possono essere narrati con occhi nuovi. Anche le nostre nonne magari trasformavano qualche punto delle favole che ci raccontavano, e quindi abbiamo operato su questa favola, mantenendo, diciamo, i cardini del racconto, ma più che stravolgendoli, inserendoli in un contesto totalmente diverso da quello della fiaba originale. A Chi appartieni però non rappresenta il solo punto in cui la musica dei Foia è venuta a contatto con il linguaggio visivo delle immagini, come è stato in questo caso. Per esempio pensiamo al concerto che avete fatto nel 2017 con le illustrazioni, no? Con gli artisti che... Mamma mia. Neuroz 2017, Nevroz anzi. Ah no, aspetta, però poi l'abbiamo fatto anche l'anno dopo, se non sbaglio, all'Arena Flegrea. All'Arena Flegrea. Quindi forse era 2018 là, va? Sì, Arena Flegrea 2018 perché c'ero, complementato anche ospite. Esatto.
Anche per esempio Ochorio Vient, il video di una delle vostre primissime canzoni di successo. Quanto un'immagine può può influenzare la percezione di un suono e viceversa, secondo te? Uh, allora, questa è una domanda, diciamo, che per me è una risposta naturale. Almeno io ho sempre avuto questi due binari nella mia vita. Ho sempre, da piccolo volevo fare il disegnatore e volevo fare le canzoni. E poi, diciamo, in qualche maniera ho avuto la fortuna di essere riuscito a farlo. Ed è inevitabile che le forme di espressione riescono a comunicare tra di loro e a influenzarsi vicendevolmente. Potrei dire probabilmente a chi appartiene non sarebbe nata se non stessimo lavorando in quel periodo al film di Gatta Cenerentola, perché quella canzone è nata dopo la lettura della prima stesura e anche, diciamo, delle atmosfere visive che quel film stava suggerendo. Quindi è inevitabile. A volte scrivi una canzone dopo aver visto un film, o a volte una canzone può spostare il montaggio intero di una scena di un film. Quindi sono arti che vanno a braccetto. Certo. Nel corso della vostra carriera avete anche reinciso Libertà di Vino Daniele e anche un pezzo degli Showman che mi fatto. Quali sono stati per Dario Sansone i principali punti di riferimento musicali, sia italiani sia internazionali? Oh mamma mia, sono tantissimi, nel senso sono abbastanza onnivoro, però è inevitabile, la musica classica napoletana è qualcosa che mi ha influenzato, anche che mio nonno cantava, quindi sono cresciuto con le canzoni napoletane, però tutto un percorso, diciamo, di rock che passa per Neil Young, Tom Waits, tutto il grunge anni 90, tutto l'hard rock anni 70, il progressive, insomma sono tanti di quegli ascolti che confluiscono, anche il cantautorato. Alla fine, se sei innamorato della musica, la musica ha mille forme, poi noi vogliamo dare dei nomi, dare dei generi, ma veramente per me è complicato dire quali sono i maestri, però è ovvio che ci sono, c'è il Carosone, c'è l'opera, diciamo, antologica che ha fatto Murolo, c'è tantissima roba di cui parlare. Certo. E passando invece al capitolo letteratura, dopo la conclusione della scuola comics hai lavorato attivamente nel mondo dei fumetti e anche da piccolo ho letto che scrivevi le tue storie per poi rivenderle a scuola sui... Terribili, inguardabili adesso. Quali sono stati invece dal punto di vista letterario le tue principali passioni? Quali sono tuttora? Ma, per esempio, io sono innamorato di John Fante, che è uno scrittore di cui sono pazzamente innamorato. Poi ho avuto il periodo Bukowski come tutti, adesso non riesco più a rileggerlo perché è dura ricatapultarsi in quelle situazioni, diciamo, autodistruttive, però stiamo parlando sempre di un grandissimo poeta. Poi mi piacciono i classici, no? Mi stavo riprendendo a leggere Moby Dick, ma è sempre difficile perché è un mattone così, però veramente è un romanzo, è un libro che ti fa viaggiare, ti sposta. Così come stavo rileggendo anche un libro di Leonard Cohen che adoro, che tra l'altro è anche un musicista. Insomma, anche là abbastanza onnivoro. Ho letto anche tanti fumetti e sono per me uno dei più grandi poeti italiani è Pazienza, forse uno dei pochi che ha preso il fumetto e l'ha elevato alla pura letteratura, assieme a Ugo Pratt, che vabbè, quello che instilla il piacere per il viaggio e per la fuga dalle città.
Le vostre canzoni sono un misto di energia, la folia appunto, e anche con una venatura blues, con una certa malinconia, che un po' rappresentano anche Napoli con i suoi stati d'animo principali. Da un lato Ma posso l'energia. fumare? Tanto sta a me e te. Sto a Certo, casa. assolutamente, assolutamente sì. Ehm, Cosa sono questi due stati d'animo per Dario Sansone? Uh, sono due stati d'animo che si sovrappongono. Noi abbiamo questa sorta di saudaci che, che ci accompagna, che fanno parte proprio anche della meraviglia del vivere, no? Perché sono due stati d'animo che si sovrappongono e soprattutto l'uno ti fa apprezzare l'altro per la stessa esistenza di quello stato d'animo. E quindi sono contento perché poi diciamo quando hai una, una poetica che si sposta e non è facilmente decifrabile in un solo stato d'animo, lo preferisco perché le persone riescono a mettere qualcosa di loro nelle canzoni, riescono a farle proprie, a leggere anche delle cose che tu non riesci a vedere nelle cose che fai, perché fondamentalmente è un mistero, uno non lo sa, si canzone romena, no? Perché soprattutto. Magari ognuno acquisisce un significato specifico in base a chi l'ascolta, allo stato d'animo con cui l'ascolta. Sì, 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 ma proprio le letture, se lascia aperta una porta nella tua scrittura, dopo chi legge delle cose che tu manco immaginavi potessero esserci in quella canzone, in quella poesia, in qualsiasi cosa. Quindi lasciare, diciamo, non essere troppo chiusi nei concetti che si vogliono esprimere e lasciare ogni tanto anche delle cose che ti sembrano dettate dal momento, dalla casualità, secondo me è una buona cosa. Ti è mai capitato di ricevere una sorpresa da questo punto di vista? Che magari una canzone alla quale tu avevi dato un determinato significato, hai scoperto che ha poi assunto un significato completamente diverso per chi l'ascolta? Sì, tantissime volte. Non ti so dire mo un esempio proprio precisissimo, però a me sorprende per esempio molto spesso che alcune canzoni che trovo pesanti nella scrittura, proprio nell'esposizione, invece vengano recepite come una grandissima energia positiva. Questo mi stupisce perché magari io le ho vissute diversamente. Parlando sempre del tuo canzoniere, c'è una canzone che magari speravi potesse raggiungere un pubblico più ampio e che invece è rimasta un po' più di nicchia Mm. e alla quale sei particolarmente legato? Beh, diciamo che ci sono tutta una serie di canzoni che per motivi a volte anche di promozione oppure perché facciamo degli album troppo lunghi spesso non riusciamo a suonarle tanto e non riescono ad emergere tanto. Però c'è qualcun tipo la canzone Uno Tempo, una canzone a cui sono molto affezionato, ci sta Buongiorno Sofia, Non ti scordare chi viene, però le canzoni vanno, rimangono e tornano pure, a volte tornano da sole, fanno i loro viaggi. Noi non possiamo fare niente se non metterle al mondo e farle camminare. A breve, come hai detto in apertura, sarebbero cominciate le registrazioni del vostro nuovo album. Eh, C'è qualche anticipazione che puoi darci al riguardo? mm, ma volendo sì, però è quasi un mistero quello che accadrà in Immagino. questo momento. Ma il fatto è che non so ancora leggerlo come album, non avendolo finito, e sicuramente
un album che ha una lunga gestazione, perché adesso sono 4 anni che non usciamo con un album inedito. Quello che ti posso dire è che come al solito siamo stati sinceri e anche questa volta mi spiace deludere tutti quelli che vorrebbero delle canzoni in italiano, non ci stanno. Non lo dico per cattiveria, ma perché non è venuto fuori niente del genere. E, guarda, ci sono entrambe le anime dei Foia, che sono quelle legate all'amore, che è una grande rivoluzione, e legate anche agli aspetti, diciamo, più sociali. Facendo un ultimo tuffo nel passato, prima riascoltando Uciurio Vint, è una canzone che si colloca bene nel mood di questi giorni, con l'immagine di questo amore distante e del fiore che resta nel vento della canzone che resta. È Vuoi del virus. raccontarci, vuoi raccontarci com'è nata questa canzone? Questa canzone è nata da una storia vera, che non è una storia mia, ma è la storia di un mio carissimo amico, nonché collega. Non faccio nomi perché non so se si fa piacere o no, questo non saccio mai. Ed è è una storia di separazione, di un amore costretto al distanziamento sociale. E, e, e a volte, diciamo, attraverso le storie degli altri riesci anche a leggerti dentro, perché poi c'era anche parte di un mio amore passato dentro a quella canzone. Però, diciamo, la scusa era quella di raccontare ehm, una storia che stavo vivendo in terza persona. Perfetto, Dario ti ringrazio, è Grazie a stata te, Corrado. una serata e speriamo di poterci rivedere presto dal vivo. Eh sì, l'augurio che faccio a tutti. Eh, cerchiamo di tenere duro, di rimanere lucidi e di capire come si muovono le cose per bene. Grazie. Grazie a te. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.